Beh, io sono molto felice di dare il benvenuto a Nichi Vendola in quest'aula, l'aula magna di Comentini, che è l'aula magna di architettura. Io vorrei dirti subito, questo non è un luogo qualsiasi, ci tengo a dirlo. Questo è un luogo che dal 68 in poi ha visto passare per questo spazio qui tutti i grandi movimenti, le passioni, gli ideali, i dibattiti politici di questa città. Erano anni che io non ricordavo una cosa del genere. C'è un precedente che voglio ricordare, ed è stato, ce n'era un po' di meno però, ed è stato quando Romano Prodi nel 1996 ha aperto qui la campagna elettorale che ha portato l'Ulivo e Berlusconi, l'Ulivo e Prodi a vincere. Sono uguali! Sono emozionato. È un precedente importante, sono emozionato. Ha portato Romano Prodi e Ulivo a battere Berlusconi. Può essere una coincidenza, ma questo è l'augurio che io faccio di Nichi Vendola. Poiché il tempo che a disposizione è pochissimo, do subito la parola a Gianpietro Pizzo, coordinatore di Sinistra Ecologia e Libertà di Venezia. Gianpietro. Io sarò brevissimo anche perché siamo qui per ascoltare e per parlare con Nichi. Io credo che questo sia un momento importante perché il segnale di attesa che abbiamo tutti è che occorre cambiare strada per il bene del Paese, cambiare strada perché questa politica, la politica che oggi ci governa, che riempie le pagine del giornale, è lontano 1000 miglia dalla vita dei cittadini. Vogliamo cambiare strada perché vogliamo ricostruire un'attenzione sociale nei confronti soprattutto di chi oggi è più povero, più fragile e soffre precario. Vogliamo farlo perché pensiamo che l'affermazione dei diritti sociali e civili sia un punto imprescindibile del vivere comune. Vogliamo farlo perché le ragioni di chi lavora, di chi vuole studiare, di chi vuole creare e produrre tornino ad essere le priorità del Paese. Vogliamo farlo, cambiare strada per uscire dalla crisi insieme, più forti, più solidali, migliori. A questo progetto politico deve essere un progetto politico aperto, trasversale, grande, nel quale ci sia spazio per tutte le forze vive della società, forze vive che abbiano la capacità di ritrovare voce, una voce che per troppo tempo è stata persa. È un progetto per una sinistra moderna, inclusiva, che sa leggere i problemi della società, non una politica autoreferenziale, una politica che sa leggere quello che accade nella società e che sa soprattutto ascoltare la voce di chi troppo spesso, ed è questo un dramma inaccettabile, non ha voce nella nostra società. In questi giorni da molte parti si è detto che Berlusconi non è caduto perché manca un progetto alternativo, un progetto dell'alternativa. Probabilmente questo è vero ed è per questo che noi vogliamo tutti impegnarci in questo grande progetto che ricostruisca un progetto politico alternativo. Vogliamo farlo, ripeto, con tutti coloro che hanno voglia di contribuire, senza furberie, senza scorciatoie, senza operazioni di pratiche politiche vecchie, superate e logore. Ecco, io penso che questa cosa sia un messaggio importante, perché rispetto agli entusiasmi, alla passione, alla voglia di tornare a una politica alta, che rimetta in gioco l'Italia migliore, non possiamo permetterci di deludere queste aspettative. Ci sono le grandi questioni e oggi noi chiediamo a Nichi di ascoltare prima alcuni interventi sulle grandi questioni che oggi sono sul tappeto. Le questioni del lavoro in primis, perché oggi troppo spesso la mancanza di lavoro, la disoccupazione, la precarietà, quello che accade dal punto di vista del fatto
che c'è un pezzo di questo paese che lavora e non riesce a campare, e un altro pezzo che il lavoro non avrà mai. Nichi dice spesso generazione lavoro mai. Ecco, questo è inaccettabile, questa grande questione del lavoro. Anche qui a Venezia, in questi giorni, in questo momento, ci sono operai sulle torri al Montedison, a Porto Marghera, che stanno difendendo con le unghie i loro posti di lavoro. Noi dobbiamo essere quella sinistra che dà risposta a questi problemi. Le questioni del sapere devono tornare centrali nella nostra società. Non è possibile che si continui a disinvestire, a togliere risorse alla scuola, all'università. Io credo che le manifestazioni di questi giorni dicono che la questione della conoscenza è centrale per costruire l'Italia del domani. Le questioni del territorio, un territorio che per troppo tempo, anche qui a Venezia, è stato considerato terra di rapina, luogo di speculazioni facili. Ecco, rispetto a questo noi non possiamo più accettare che il territorio sia deturpato o sia business di pochi. Vogliamo tornare ad avere un territorio che è parte dei processi di decisione collettiva, non delle lobby organizzate. La questione della democrazia è una grande questione che va rimessa sul tappeto, riconoscendo oggi le contraddizioni e i limiti, i problemi della rappresentanza politica, i problemi di una democrazia che spesso è lontana dai cittadini. Bisogna ricostruire nuove forme e nuove pratiche, e su questo penso che potremo avere un contributo da parte di uno degli interventi che sono stati programmati. I giovani e i migranti, e finisco, perché senza giovani non c'è prospettiva in questo paese, e senza i migranti, che oggi sono quasi 5 milioni di senza voce nel nostro paese, 5 milioni di senza voce che contribuiscono a produrre, contribuiscono a pagare le pensioni. Ecco, io penso che questa è la società inclusiva. Finisco dicendo poche cose su Venezia. Venezia è un luogo, un simbolo di tutte queste contraddizioni, perché è una città ricca, è una città ricca economicamente, ricca di patrimonio, di cultura, di storia, ma è una città oggi poverissima, perché non riesce neanche a trovare le risorse per fare le cose minime che servono a questa città. Questo è intollerabile, bisogna interrogarsi su un modello, su un governo del territorio che non può continuare così, perché questa città vede assegnati 5 miliardi e mezzo di risorse per la costruzione di un'opera faraonica, il Mose, e non trova 20 milioni per la manutenzione ordinaria della città. Venezia è il luogo della creazione e della cultura, è il luogo in cui tanta gente è venuta, ha lavorato, ha dato contributo. I segni che si trovano nelle pietre di questa città dicono questo. E oggi è una città troppo spesso lasciata in mano alle rendite e al profitto, le rendite di posizione, di pezzi che in qualche modo vivono di questo capitale senza neppure reintegrarlo. E questo credo sia inaccettabile in una prospettiva di una società e di una Venezia diversa. Ecco, rispetto a questi temi io credo che sia importante quindi adesso ascoltare queste voci. Noi abbiamo fatto una scelta perché era molto difficile con un'assemblea così dare la possibilità a tutti. Abbiamo aperto un sito internet nel quale abbiamo raccolto delle domande, le abbiamo cominciate anche in qualche modo a organizzare queste domande e continueremo a farlo nelle prossime ore. Fra l'altro il sito di Sinistra Ecologia e Libertà di Venezia ha raggiunto i 3.000 contatti proprio in queste ore, grazie anche allo sforzo che abbiamo realizzato con questa iniziativa. Ecco, la scelta quindi è stata quella di dire pochi interventi, ma soprattutto di voci, non di individui singoli, ma di voci, di problematiche e di questioni. Questa è stata una scelta, so che è una scelta difficile da fare, ma probabilmente aiuterà anche a Nichi a conoscere un po' meglio quello che è Venezia e quello che sono in qualche modo le voci e le prospettive, il grande potenziale che c'è in questa città e in questa terra. Grazie.